Ciao amici, pomeriggio motociclistico qui da Giulio Bagnara Sestri Ponente. Come potete vedere alle mie spalle c'è questa bellissima moto, questa bellissima veramente moto che ha fatto 1200 km, che poi intervisteremo il proprietario e l'autista, cioè colui, il motociclista che l'ha guidata in tutto questo bellissimo percorso che ha fatto intorno al mondo. Però siamo qui anche per presentare il libro del grande Carlo Pernat, che naturalmente conosciamo tutti, manager motociclistico, un grande genoano, grande esperto di calcio, genovese, una delle belle eccellenze che abbiamo in questa città. Ha girato il mondo, l'abbiamo potuto vedere qualche giorno fa alla MotoGP negli Stati Uniti, e sentiremo un pochettino qualche bellissima storia che lui sicuramente ha vissuto, avendo fatto il manager e tuttora manager di grandissimi piloti di tutte le nazionalità e di tutti i tipi di moto, nel senso Ducati, giapponesi, chi più ne ha più ne metta. Il grande Pernat, forse il più grande manager motociclistico che c'è al mondo, e noi siamo qui per intervistarlo e sentire un pochettino cosa dice con il suo bellissimo libro, che c'è una parte di genovese perché comincia con Belin, che paddock. Belin è un'espressione genovese che naturalmente andremo a chiedere come mai ha utilizzato questa bellissima parola. Ciao! Da Giulio Bagnara Sestri Ponente, grandissimo negozio di moda e non solo di moda, per Truban TV Carlo Barbero e con l'amico Davide Biga, che ho avuto modo di conoscere a novembre, dove ha presentato il suo libro, ma oggi siamo qui oltre che per il suo libro, chiaramente, che poi ne parleremo un attimino, con la sua bellissima moto che, se non mi sbaglio, ha fatto più chilometri, questa moto qui, che ha fatto quasi mezzo giro del mondo. Sì, no, ha fatto il giro completo, un giro completo, a 277.000 km questa moto, e potesse parlare, avevo tante avventure da raccontare sicuramente. Stavo notando, sai che cosa? I battistrada, cioè sono chissà quanti ne hai già cambiati di gomme, immagino. Sì. Senti, non per parlare male assolutamente delle moto giapponesi, in 270.000 km ti ha mai dato problemi? Zero, mai problema. Sì, è affidabilissima veramente. E ha fatto tutti i tipi di percorsi, tutti i tipi di strade? Tutti i tipi di percorsi, tutti i tipi di strade, temperature da -10 a +50, benzina da 87 ottani, ha digerito di tutto veramente, sì, è più dura di me sicuramente. Più dura di te. Tu praticamente, velocemente, facciamo un po' l'itinerario del tuo viaggio. Sei partito da? Sono partito da Mondovì, in provincia di Cuneo. Mondovì, ecco. Sì. Sono andato a Capo Nord e poi sono sceso in Finlandia, ho attraversato la Russia e la Siberia, ho fatto tutta la Transiberiana fino a Vladivostok. Poi sono andato in Giappone per la Yamaha e da lì abbiamo spedito in aereo ad Anchorage. Poi ho fatto Anchorage, New York, 2 coast to coast per degli sponsor. Poi sono sceso in Centro America, Sud America fino a Ushuaia, e poi da Valparaiso l'ho spedita in Senegal, a Dakar, e poi da lì sono risalito una parte di Africa e sono rientrato in Europa e sono tornato a casa. Quanto sei stato via? 369 giorni. Praticamente un anno. Un anno e 4 giorni, sì. Hai potuto permettere queste ferie lunghissime, perché sì, non tutti si possono permettere delle ferie di un anno. No, è stato molto difficile organizzare tutto, giustamente perché ho dovuto mollare il lavoro, la casa e tutto, però ne è valsa la pena assolutamente. Hai mollato proprio il lavoro, casa e tutto? Tutto, fidanzata, tutto. Però che colpo, veramente, non è da tutti proprio. Era una cosa più grande di me, che sentivo che dovevo farla, e sono contento di averla fatta, ovviamente, sì. Poi ti sei rimesso di nuovo oppure hai cambiato col lavoro? vita? Sì, no, ho continuato lentamente, sempre più lavorando sempre più con le moto, fino ad adesso organizzo viaggi in moto, specialmente in Sud America, e adesso vediamo, perché il presente è questo, il futuro vediamo cosa ci offre, via. La fidanzata naturalmente l'hai persa di vista. Sì, se no ci sentiamo ancora, siamo rimasti buoni amici, però sì.
Allora senti, la prossima avventura? La prossima avventura non lo so, penso in Sud America, molto facile perché come ti dicevo dal 2018 organizzo viaggi là, perciò è un po' la mia seconda casa, però ci sono anche un altro paio di progetti in ballo che preferisco non parlarne ancora perché sai per scaramanzia, però sì, qualcosa di importante c'è. Il libro non l'hai mica portato? Il libro ce l'ho. Dai, così lo facciamo un po' vedere, dai, giustamente, già che siamo qui per Truman TV, almeno vedere l'opera di una persona che ha fatto questa scelta, che non è da tutti assolutamente. Il libro è questo che io avevo già presentato a novembre. È ancora in giro, sì. È ancora in giro, sì. Per fortuna le vendite stanno andando bene, non sono mai scese, anzi è sempre stato abbastanza. Certo, un viaggio così. Sì. Qui siamo veramente di fronte a una persona che la cosa l'ha vissuta di persona, non per sentito dire. Sì, è vero. Comunque, è vero. ora siamo in attesa del grande Carlo Pernat, che conosciamo tutti, manager motociclistico, ha conosciuto i più grandi piloti di tutti i tempi. Praticamente. Sì. Credo che sia forse il numero uno a livello motociclistico. Sicuramente, penso di sì, come manager, come talent scout, anche perché è veramente un grandissimo. Poi appena arriverà faremo qualche domanda. Sicuramente. Tu lo conosci? Non l'hai mai... No, la prima volta, lo conosco di fama, ma la prima volta che lo vedo di persona. Ho anche il suo libro qua, voglio fargli autografare. Sembra una bella cosa. Per ora ti ringrazio. Grazie a te. Tanto ci vediamo. A dopo. Qui. Grazie, grazie a te. Allora, Fabrizio Buscaglia, andiamo a prendere il caffè dove? Andiamo a prendere il caffè a Istanbul. È stato uno dei miei caffè, è un format che ho creato per il mio canale YouTube. Mi trovate come Fabri Rock su tutti i social network, perché guidavo una moto che lo permetteva, la Honda Goldwing. Esatto. L'Harley Davidson, la grande rivale. Sì. Honda Goldwing è una moto che ti permette di fare il giro del mondo in piena tranquillità, oppure semplicemente di andare a 2-3 mila km di distanza nel weekend solo per un caffè. L'ho provato, sono stato a Lisbona solo per un caffè, sono stato nel weekend, a Londra nel weekend solo per un caffè, poi a Istanbul. Ma lo fanno buono almeno il caffè? A Istanbul era molto buono. Sì, perché in quelle parti lì sì. Poi mi piace provare nuove culture, quando sono in altri paesi mi piace provare il caffè del posto. Assolutamente d'accordo, anche perché noi un po' più nel piccolo, da ragazzi si prendeva un caffè a Roma, un caffè a Viareggio, ci sembrava già di fare delle cose turche, ma un caffè a Istanbul esatto, non è da tutti. È tipico dei motociclisti di trovarsi per un caffè, quindi io da questo ho creato la scusa per andare nel weekend a distanza. Ecco, tra l'altro mi dicevi prima con l'amico Enrico che questa è una moto nuova, se la vuoi spiegare velocissimamente? Questa è una Honda Africa Twin, una moto adventure che consente di percorrere anche strade off-road, e il mio prossimo progetto è appunto di partire da Savona, la mia città, e raggiungere il Sudafrica, Cape Town. Cos'ha di particolare questa moto? Beh, è una moto che può fare tutto, perché va benissimo anche in strada come moto da turismo, ma con le gomme appropriate può anche andare nello sterrato, anche sterrati impegnativi, può guardare i fiumi ad esempio, quindi è veramente una moto a 360 gradi. Ecco, se vogliamo ricordare il tuo canale YouTube, così chi ti vuole seguire? Fabri Rock, mi trovate come Fabri Rock su tutti i social network, YouTube, Instagram e Facebook, vi aspetto. Basta vedere il codino. Ti ringrazio. Grazie mille, un piacere. Now you're gone, you're not the only one. Bentornato. Hai visto? Dopo 15 anni. L'abbiamo fatta, ciao. Prendevo di essere più ricoglionito, invece sto bene. Pago una foto La facciamo la foto, te la tira fuori lui, facciamo tranquillo. vedere il glicide. Che cresce, vinci mondiale. Esatto. Patri, Cresce, vinci non mondiale. era 15 anni fa quando abbiamo mangiato Era di quando- più. 24. Era il 98. Tanto ti volevo chiedere il Belin, perché ci vuole sempre qualcosa di genovese su questo libro Sì, qui. Un guarda, Belin che quando la Mondadori mi ha chiamato, tanto poi lo riprendi dopo. sì, quando la Mondadori mi ha chiamato per fare libri, non avevo voglia, però poi l'ho fatto. Il loro nome era il metodo Pernat o non faccio una piega. Io ho detto no. Il titolo glielo do io, si chiama Belin che è Genova, che Padova, che è inglese, cioè fare genovese inglese. Assolutamente. Non gli piaceva. Io, se non mettete Belin che Padova, che io il libro non lo scrivo. Poi l'ha scritto Calandri, non l'ho scritto io. E ti devo dire che Belin è stata una bella operazione di marketing. Sto Belin che Paddock
è diventato un must del mondiale, cioè tutti quanti, c'era Schwanz l'altra domenica, Belin che paddock, cioè voglio dire, è stata una furbata. Ecco, ti abbiamo visto proprio l'altro giorno negli Stati Uniti, al Gran Premio negli Stati Uniti, vuoi parlare anche di questo pilota giovane che sta uscendo adesso? Ma guarda, io sono due piloti, c'ho sia Enea che Arborino, che ha vinto anche lui domenica, no? Mi ha fatto la doppietta, che si fa ormai nei campi di gara, perché adesso di doppietta non ne parliamo nemmeno. Devo dire che io ho avuto molta fiducia, cioè l'ho preso 4 anni fa, infatti mi aveva cercato lui, veniva da un'annata di Honda un po' di Moto3 non bella, c'era da tirare fuori un potenziale di serenità, di tranquillità e metterlo anche nei posti giusti. Ha già vinto un mondiale Moto2 2 anni fa e adesso è uscito fuori bene, è tranquillo, sereno, ha molte potenzialità, un talento esagerato. Il suo obiettivo è arrivare nei primi 5. Pensa che noi abbiamo una cabala sia con lui che con Alberino, gli porta un po' di genovesità, no? Prima di partire ci diamo il pugno e gli dico me ne imbellino, lui mi risponde me ne riporto di 2, pensa a te, sia con Bastianini che con Alberino. È una cosa simpatica, però è una cabala, sai, parlare cosa in genovese anche loro. Partiamo un po' di genovese fuori. Sì. Ascolta, noi ti avremo da chiedere 1000 cose, ma qua ti vogliono tutti. Una cosa velocissima, 2 piloti che ti sono rimasti nel cuore e cosa chiedi tu a un pilota per diventare qualcuno? Cioè, cos'è la cosa che ti colpisce per dire quello lì o fai la carriera? Guarda, ti dico la verità, i piloti che mi sono rimasti nel cuore sono 2 e uno dice ma come mai non hai messo Valentino? Perché poi Valentino ho tirato fuori io. Uno è Marco Simoncelli, che chiaramente sai, quello mi è rimasto nel cuore perché facendogli da manager era un ragazzo, penso, di una semplicità e simpatia che non ce l'ha nessuno. E l'altro è Capirossi. Capirossi è una bella persona, un pilota tutto garrone e hotspur come si dice, no? E questi 2 mi sono rimasti nel cuore più degli altri. Valentino un po' all'inizio, però poi sai ci siamo lasciati dopo 3 anni che lui è andato in MotoGP. Devo dire la verità che tornassi indietro Simoncelli, Marco sì, perché era un po' un patacca come si dice in Romagna, no? La differenza proprio di Valentino è che Valentino era un po' un figlio di brava donna, nel senso che parlava al suocero perché il genere intendesse. Ho capito. Mentre Marco era talmente semplice che diceva delle pataccate che però piaceva alla gente. Ed era uno che secondo me se non succedeva quella cosa che è successa in Malesia, qualche mondiale se lo portava a casa. Ecco, come dicevo, probabilmente non hai capito la domanda, l'ultima poi ti lascio andare. Sì, quella di cosa chiede ai piloti. Sì, no, ma quella era la prima dei... E cos'è che quella cosa che ti colpisce? Ma guarda, cosa fa fare la carriera? Guarda, è una cosa difficile, non è facile da dire, ti dico 2 o 3 cose tanto perché sennò poi scopri che i segretini non va bene. Vabbè, quello che si può. Ma diciamo che io intanto i piloti li guardo in curva, cioè nel senso che prendo un cronometro e vedo 07, 08, 06, tu vedi quando uno si butta in curva, sai già se ha il talento o non ha talento, sai rettilineo fai così, la moto va. Ma non è solo quello, devi guardare la famiglia e il carattere. Sono 3 cose importanti, perché io ho avuto anche Iannone per esempio, che era un talento della Madonna, proprio di quelli, forse poi purtroppo ha avuto la testa non c'era, quindi io guardo molto sia a partire dal talento, che sono a talento non ci penso nemmeno, guardo la famiglia, guardo la sua testa, faccio un mio bilanciamento e poi lo prendo o non lo prendo. Finora mi è andata bene, vuol dire che il nasetto ha funzionato, cosa vuoi ti dica, tutto lì. Signori, Carlo Perna. Molto lieto. Grazie. Grazie a voi. Allora, siamo davanti a questo bellissimo libro con mezzo italiano, mezzo genovese, Belin, che sapete tutti che è un intercalare genovese. Siamo con Massimo Calandri, che è l'autore proprio vero e proprio quello che ha scritto su suggerimento, penso, di Carlo, tutte le sue belle esperienze, tutte le sue belle avventure. È stata una faticaccia. No, è stato un grande divertimento. Carlo è un tosto. È tosto, però questo è un lavoro che poi abbiamo fatto in realtà negli anni, nel senso che un bel giorno ci siamo decisi a fare il libro e quindi alla fine di ogni gara, quando ci sono quei momenti che sono i momenti più belli, uno finalmente si riposa, si beve qualcosa a cena con gli amici, si è cominciato un po' a raccontare, allora abbiamo iniziato a registrare
tutte le sue avventure, e da lì poi trascrivendo e mettendo insieme tutte le tessere del mosaico è venuto fuori questo libro, che è un libro, direi, che racconta 40 anni di vita sua, ma è proprio anche se volete un viaggio in 40 anni anche di storia italiana, perché lui in qualche modo attraversa 40 anni di storia italiana. Come dicevamo prima, tosto lui, ma tosto tu, perché tu sei un grande giocatore di rugby. No, non so, anche diciamo un giocatore, sono un appassionato, sì, appassionato, e ho sempre cercato ho sempre sperato di portare Carlo, e che Carlo portasse qualche sponsor per la mia squadra, che è il Genoa, ma lui soldi giustamente li investe giustamente nel Genoa. Tra l'altro volevo ricordare che oggi è proprio un anno che è mancato uno dei più grandi giocatori di rugby della storia nazionale, non solo nazionale, grande Marco Bolesan, mancò giusto un anno fa. E niente, tu però mi dicevi prima con l'operatore che giochichi ancora con i vecchietti, però e ho un grande ricordo di Marco, che è stato il mio allenatore per tanti anni, è stata una persona straordinaria, è stato il miglior giocatore di rugby della storia italiana, e tra l'altro è l'ispiratore, a questo punto ne approfitto, di un libro che sto scrivendo, che ho scritto per Mondadori, che uscirà fra un mese, che riguarda un anno particolare, che è il 73, e la storia della tournée che fece l'Italia di allora in Sudafrica, un Sudafrica complicatissimo, in pieno apartheid, un'avventura umana più che sportiva, bellissima. Benissimo, ti ringrazio, non vediamo l'ora di ascoltare le tue avventure insieme al grande Carlo. Grazie. Allora, grazie a tutti di essere intervenuti così numerosi alla presentazione di questo bellissimo libro, e ovviamente grazie a Carlo Pernat, che è qua da noi, che ha scritto questo bellissimo libro insieme a Massimo. L'ha scritto Massimo, se no si offende, è vero, Massimo l'ha scritto, che lo presenterà. Io volevo solo ricordare due cose. Qui avete al tavolo ovviamente Carlo Pernat e Massimo Calandri, e come amici nostri e loro e testimonial del tutto il mondo delle due ruote, Fabrizio Buscaglia e Davide Biga. Che sono due persone estremamente tenaci, determinate, volitive, due persone serie, completamente fuori di testa, completamente fuori di testa. E Davide ha preso la moto, è venuto a presentare il libro da noi a novembre, se vi ricordate. Ha preso la moto da Mondovì, Capo Nord, San Pietroburgo, Mosca, Transiberiana, Giappone, Alaska, Canada, Stati Uniti, America centrale, Sud America del Pacifico, dove si è schiantato pure con la moto, Argentina, Brasile, Africa, Mondovì dopo un anno e 7 giorni. E si è fermata a Torriglia. La moto è questa, la moto con cui l'ha fatto è questa. No, dov'è questa? Yamaha 1200, questa con cui ha fatto il giro del mondo. Invece l'altro fuori di testa, che è un ragazzo serio, determinato, tenace, volitivo, lui, se vi dice di andare a prendere un caffè, non andateci, perché lui ha inventato questo format che sul suo sito, su YouTube, eccetera, Fabri Rock, ci vado a prendere un caffè a Lisbona, parte il venerdì alle 2 da Savona e ritorna il venerdì alle 2, torna lunedì sera, in moto avanti e indietro a dicembre, fa 4.000 km in 2 giorni e mezzo, infatti hai voglia del caffè. C'era Merlelli, te lo ricordi Merlelli? Certo. Che a Crax diceva andiamo a prendere un caffè, Crax rispondeva a chi? E comunque adesso io qua concludo, poi lascio la parola a Massimo Calandri, lo scrittore del libro. Ecco Bobiese, è arrivato. Bobiese avanti. Vado TV Italia Channel, ciao Franco. Va bene, ok. Bloccato dalle autostrade 2 ore. Sì, autostrade bloccate. 2 ore, da Serravalle a qua 2 ore. Con Carlo Pernat, quando era responsabile marketing del Genoa 24 anni fa, abbiamo scoperto adesso. Eravamo stati assieme 2 o 3 ore sotto il Glicine, avevamo mangiato insieme qui una bellissima ora di pranzo, e ascoltando un po' tutte le cose che dice, ma anche quello che diceva prima, gli vorrei dedicare una definizione di un nostro vecchio fornitore di tessuti e di bambole. Probabilmente voi vi ricordate il panno Lenci.
che non è il signor Lenci, non esiste, no? Vuol dire una cosa che ti piace, che ti assomiglia con quello che dicevi, quello che ti ha tenuto sempre uguale in questi 24 anni. Lenci vuol dire ludus est nobis constanter industria. A me piace più ludus. Che vuol dire? No, ma infatti, giocano sull'equivoco. Giocava sull'equivoco, vuol dire il gioco per noi è sempre un lavoro, come dire che lo fanno seriamente, ma vuole anche dire che il lavoro per noi è sempre un gioco. Ottimo. Che è il contrario, che è la cosa migliore. Esatto. La cosa migliore. Quindi lascio la parola, grazie a tutti di essere venuti e grazie ovviamente a Massimo e a Carlo per questa bellissima presentazione che ci Ringraziamo dedica. anche Renzo Dai, Grazie a tutti. Io sono un po' in difficoltà perché quando presentiamo il libro di solito siamo abituati a qualcuno che ci intervista e fa delle domande. Adesso sono io che devo farle a te come le altre volte, quindi sarà un po' complicato. Siete fortunati perché questo signore qui in questo momento è l'italiano, direi, più famoso e più ricercato, sì. ricercato dai carabinieri. No, più famoso, vabbè, lo sapete, lui ha fatto più di 40 anni nel mondo dello sport e sono 40, addirittura ho iniziato nel 79. Nel 79 non c'era. Eravamo col motocross con la Gilera. E hai fatto primo titolo con Rinaldi, giusto? No, il primo titolo l'ho fatto con Vekkonen nell'85. Però vi cominciato con Rinaldi subito. Allora, mi ha detto, ecco sì, perché sennò. Ma no, nel 79 come con la Gilera avevamo Dario Nani, poi avevamo avuto Corrado Madì e Michele Rinaldi, sì, però non hanno vinto il mondiale. Il primo mondiale lo si è vinto con la Cagiva nell'85 con Pekka Vekkonen e nell'86 con Dave Straibos. E a Salta in Argentina, che era sopra Termas de Riondo, che andare in Argentina nell'85 era come andare sull'Everest con le scarpe da tennis. Sì, cioè, già adesso andare a Termas de Riondo è un'avventura. Però ho incominciato col cross e a tutti dico che il cross è uno sport formativo, ma bellissimo, umano, vero, specialmente il cross di quei tempi, e impari tante cose. Sì. Lui in quest'arco di tempo qui ha vinto tanti mondiali che non se li ricorda neanche, infatti tutte le volte dobbiamo fare i conti e ci sbagliamo, io sono fermo a 21. 13 di piloti e 8 di costruttori. Però i piloti sono più importanti i piloti, sai, i costruttori vanno in Formula 1, è più importante che i costruttori in Formula 1. Nelle moto lo fanno passare un po' in secondo piano, anche se è importante, ma è più importante quello di piloti. Però sai, non è solo cross, c'è anche la Parigi-Dakar, che l'abbiamo vinta con Eddie Orioli nel 90, che era con la Cagiva, 2 di cross e tutto il resto di velocità. E ovviamente lo sapete, ha gestito un'infinità di piloti, ma li ha scoperti, ha guidato Valentino, Max Biaggi, Simoncelli. Feci un contratto di 3 anni nel 95 a busta chiusa, ricordo ancora che a me piaceva perché papà mi spaccava i maroni, Graziano perché era un amico, però mi telefonava un giorno sì un giorno no, insieme a Aldo Drudi, che è il famoso designer di tutta la roba di Valentino, e sono andato a vederlo a Misano, ricordo, correva ancora l'europeo con una Cagiva di Lusuardi, ricordo ancora, e faceva delle traiettorie da fuori di testa, cioè praticamente assomigliava molto a Kevin Schwantz, per quelli che sanno di moto sa chi è Kevin Schwantz, cioè guidava la moto come una bicicletta, la buttava un po' di qua, un po' di là, faceva traiettorie che dicevo è un pazzo, è uno che è veramente un campione. Diciamo che mi sono un po' innamorato conoscendo il papà, il figlio, e gli ho proposto un contratto di 3 anni, cioè 95, 96, 97, con i soldi già blindati, ne ho approfittato un po' perché era una famiglia che non era ricchissima. Però Beggio, che era proprietario dell'Aprilia, che cavolo è sto Rossi, 3 anni di contratto, cosa fai, cosa non fai? Poi ci ho messo un'ora a convincerlo, poi si è convinto, devo ringraziare Dio, avevo un'anima di Beggio che purtroppo è morto, che Valentino è nato con noi e ci aveva subito vinto 2 mondiali, 97, 125 e 99 per 250. Poi è emigrato nella MotoGP, io poi non l'ho più seguito perché ero in Aprilia evidentemente, però all'inizio l'ha fatto con noi e c'è da dire che aveva tanti di quei difetti che la metà basta. Pensa che addirittura era uno che odiava la pioggia, quando c'era bagnato c'erano le piccole caravan in quel periodo, non ai piloti, dovevi bussare alla porta e portarlo a correre perché il bagnato proprio non lo sopportava. Poi l'abbiamo portato nella pista della Michelin, questo non lo sa nessuno, a Clermont-Ferrand, e abbiamo fatto fare una settimana, loro bagnavano la pista, perché quando vai da Michelin c'è tutto un sistema dove ti fanno correre sul bagnato
E praticamente lì ha imparato e su Bagnara andava fortissimo. Penso un po' questa è una cosa che la sono pochi. L'abbiamo detta qua da Bagnara? Scusa, invece il rapporto con la famiglia Biaggi e con Max non è stato così? No, ma sai, allora, uno è il diavolo, l'altro è l'acqua santa, cioè io ho gestito sia uno che l'altro. Biaggi era un gran pilota, però di carattere evidentemente non era Valentino, era piuttosto un romano di quelli tosti, quanto Valentino era simpatico, quanto l'altro era più... però era un campione anche lui, sia ben chiaro. Ed è chiaro che lì poi ci fu quella lotta nella 500 tra lui e Biaggi, e Valentino lo trappanò nel cervello praticamente, con la sua simpatia lì l'ha trappannato, perché sai, Biaggi è stato un pioniere, diciamo la verità. Nel 94, quando mise il primo mondiale, siccome lui era di Roma, e lo è ancora, non è che sia morto, come era di Roma, aveva tutta la comunicazione romana. Lui era molto amico di Costanzo, di Frizzi, quindi lui andava in tutte le televisioni extra Gazzetta, extra normale, sai, andare sul palco con Costanzo, andare a Miss Italia con Frizzi, a fare tutte quelle cose, era diventato un po' l'ambasciatore delle due ruote. È arrivato Valentino e aveva la sua simpatia, lo ha demolito, infatti lui ci pativa parecchio. L'altra volta Valentino ha fatto un'intervista con Saragoni in cui ha detto un po' mi dispiace di essere stato così bastardo. Valentino non gli dispiace, Valentino proprio, guarda, è simpaticissimo, ma è un gran figlio di brava donna nel senso buono della parola, perché lui, ti ricordi con Gibernau che era il suo grandissimo amico, che andavano anche a donne assieme nel senso buono della parola. Poi un giovedì, si può anche andare a donne, si può anche andare a donne, perché tu magari vai agli uomini, gli altri vanno a donne, cioè a un certo momento, un giovedì eravamo in Qatar e lui non gli parlò più in conferenza stampa. Lui si girava a dire ma come mai non mi parli? E l'ha ucciso psicologicamente in quel modo, non parlandogli più. Che per l'altro era come dire, se tu mi parlassi più, non parlassi più a te, magari ti fa piacere se non ti parla, a me no. Però devo dire che ha ucciso tutti psicologicamente, era una trivella, era un Black Decker lui proprio, al di là del talento, sia ben chiaro. Sai cosa mi ha fatto venire in mente? Parlando dell'andare a donne, argomento che direi su cui sei abbastanza afferrato. Gli uomini qua vanno a donne, non credo che sia. No, mi ha fatto venire in mente una cosa, che a noi hanno cancellato un centinaio di pagine di questo libro, non sono mai uscite. E uno degli argomenti che abbiamo toccato, non so però se lo vuoi toccare adesso, puoi dire no.